Andiamo verso la stanga. Parchi e giardini chiusi anche a Vicenza. Nelle scorse ore il sindaco Rucco ha fatto un sopralluogo nei diversi giardini pubblici della città e poi i cancelli si sono chiusi alle sue spalle. Parchi, luoghi di ritrovo di mamme con bambini, di nonni con i nipoti, di gente che porta a spasso il cane che da oggi fino al 3 aprile non ne potranno godere. Anche questi luoghi sono a rischio aggregazione. I vialetti di ghiaino, il verde, le aiuole e i fiori che stanno sbocciando saranno ad uso e consumo dei piccioni. Cancelli che si chiudono anche a spacciatori nulla facenti che nonostante le prescrizioni continuano a ritrovarsi, ma non tutti i parchi si possono chiudere. Vicenza ha chiuso i suoi parchi, i suoi giardini pubblici per evitare assembramenti. Campo Marzo però è impossibile da chiudere, non ci possono essere recinzioni e quindi la gente continua a frequentarlo e anche con assembramenti, come potete vedere anche alle mie spalle. Impossibile da chiudere Campo Marzo, vi si può solo transitare, ma nonostante le disposizioni ancora oggi sulle panchine del parco, diventate praticamente punto di ritrovo e riferimento, si formano piccoli capannelli di immigrati. Campo Marzo rimane il loro territorio nonostante Covid-19, nonostante decreti governativi ed ordinanze, nonostante severe prescrizioni a non uscire se non per motivi validi, salute, lavoro. Saranno le forze dell'ordine, esercito, polizia locale, volanti che dovranno intervenire.